Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni. Passo la parola al signor Sindaco che ha alcune comunicazioni da farci. Sì, sulla io avrei finito, chiederei a un saluto se non lo faccio io, insomma, non ha nessuna importanza. Sì. Allora adesso darei un saluto perché pare che ha espresso questa volontà di fare una comunicazione sui profili. Allora, anche a Portovalo, con un intervento della provincia di Venezia, è stato interessato a creare dei poligoни di profughi provenienti da Malta. Io dico che comunque il comune di Portovalo non spende un solo centesimo per questa cosa, e che se dovesse esserci bisogno di farlo siamo sempre i primi, non ci siamo mai sottratti a queste cose. Io penso che comunque la responsabilità del progetto vada a chi lo deve fare il progetto, dalla Caritas, alla provincia, dalla prefettura. Noi siamo qua per fare i controlli, siamo qua per supporto per ogni cosa, però non è il nostro compito fare la formazione, fare l'inserimento. Naturalmente saremo pronti a collaborare quando ci verrà chiesto di fare supporto, però che sia chiaro, il comune di Portovalo in questo particolare momento è sempre disponibile, come lo è sempre stato, però non ci devono essere, noi non intendiamo spendere. Dico quello che penso. Come tutti quanti avete visto, ha passato la comunicazione all'assessore Tedesco allora, ogni consigliere a termine di regolamento può intervenire per 5 minuti su ogni comunicazione. Caro Presidente, io Consigliere Rambusi, lei chieda la parola per cortesia. ho presentato una mozione, devo leggere la mozione e poi mi viene data una risposta, non prima la risposta e poi leggo la mozione, allora posso andare via, no? Che mozione è? Mi scusi, è l'articolo 35, lo rispettiamo o no? E questa è la domanda che facciamo gli altri. Io non mi adesso sono veramente arrabbiato. La comunicazione è a seguito di un incontro che il sindaco ha avuto con il prefetto. Questo va bene, benissimo quello del sindaco. La sua proposta di mozione è al punto 3, consigliere Rambusi, che abbiamo tutto il tempo per trattarla, eventualmente. Ma non prima uno e dopo l'altro. Seguiamo una logica, la logica esiste, caro Presidente, esiste la logica, si chiama regolamento del comune di Portovalo, questo qua. E allora seguiamo questa logica. Oh, questo che io chiedo, null'altro. Possiamo proseguire? Consigliere